le principali notizie. L'emergenza incendi devasta l'Agrigentino. Tra Bivona e Santo Stefano Quisquina in fumo 1000 ettari di boschi e coltivazioni. Nuovi roghi anche al Parco Icori e nella riserva di Torre Salsa. Nel Palermitano brucia ancora il bosco di Casaboli a Monreale. Incendi pure a Pioppo e Borgetto. Blackout elettrico in diversi quartieri del capoluogo. I dipendenti dell'ufficio anagrafe protestano scendendo in strada per i condizionatori fuori uso. Aveva 59 anni Alessandro Marchì, il vigile del fuoco di Caltanissetta, morto per un malore mentre spegneva un rogo a San Cataldo. Cordoglio del presidente Mattarella. In ospedale un secondo pompiere, 2 operatori della protezione civile intossicati nell'Agrigentino. Ancora gran caldo e soffocante umidità in Sicilia, malgrado il calo delle temperature. E da domenica, con l'anticiclone, si torna ai 40 e oltre. Nuovo colpo degli investigatori di Palermo a Cosa Nostra, questa volta a Petrosino, nel Trapanese. 12 mafiosi arrestati, 16 indagati per estorsioni, intimidazioni, armi e traffico di droga. Perquisizione per 9 minorenni. Catania, a San Cristoforo, blitz antidroga della polizia, in manette un pusher che aveva allestito una piazza di spaccio in una casa protetta da telecamere. Il comune aderisce intanto al percorso di giustizia riparativa. Arte, la Valle dei Templi, museo a cielo aperto. Le opere di Botero dialogano con i templi di Agrigento. Nella mostra L'incanto del mito. Esposte sculture monumentali, come questa, dipinti e disegni del genio colombiano. Calcio, il Palermo batte in amichevole per 7-0 il Paradiso, formazione della terza serie svizzera. Diramato il calendario della B, esordio con la Juve Stabia. Tristi arrivi per il Catania in vista del ritiro di Norcia, per cui partiranno anche il portiere Rinaldi, ufficializzato poco fa, il difensore Pagliai e il giovane attaccante esterno Torre. Bentrovati, l'emergenza incendi continua a devastare l'Agrigentino. Tra Bivona e Santo Stefano Quisquina in fumo 1000 ettari di boschi e coltivazioni con danni gravissimi ad aziende agricole e allevamenti. Nuovi roghi anche al Parco Icori e nella riserva naturale di Torre Salsa. Servizio di Davide Sardo. 3 giorni di fuoco hanno devastato il cuore dei Monti Sicani. Il bilancio è pesantissimo. Tra Bivone e Santo Stefano Quisquina sono andati in fumo circa 1000 ettari tra boschi, terreni coltivati e oliveti, danni ingenti per aziende agricole e allevamenti. Dopo quasi 3 giorni di emergenza, il rogo è stato domato. Il sindaco di Bivona, Milko Cinà, annuncia la richiesta dello stato di calamità da trasmettere alla regione siciliana. Lo stesso provvedimento sarà adottato anche dal comune di Santo Stefano Quisquina. Qui la situazione è tornata sotto controllo e le oltre 100 persone evacuate hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. Restano però ancora attivi alcuni fronti mentre proseguono le operazioni di bonifica. 2 operatori della Protezione Civile siciliana sono rimasti leggermente intossicati durante l'operazione di spegnimento. L'emergenza incendi continua anche ad Agrigento. Nuovi focolai si sono riaccesi nel Parco Icori, già devastato dal rogo della notte precedente. Notte di fuoco anche tra Siculiana e Realmonte. Un vasto incendio ha devastato l'ingresso pantano della riserva naturale di Torre Salsa, minacciando alcune abitazioni e causando gravi danni a uno dei più importanti patrimoni naturalistici della provincia. Le indagini sull'origine dei roghi sono affidate al Corpo Forestale. Notte di incendi pure nel Palermitano, brucia ancora il bosco di Casaboli a Monreale, incendi anche a Pioppo e Borgetto. Blackout elettrico in diversi quartieri del capoluogo. Protestano anche i dipendenti dell'ufficio anagrafe. Marco Gullà.
È stata una lunga notte di incendi. Dopo la drammatica giornata di ieri ha continuato a bruciare il territorio nella zona del Palermitano. Gli episodi più gravi nella zona di Pioppo, Monreale, Borgetto, Partinico e Sagana di Montelepre. Numerose le telefonate dei residenti che chiedevano interventi perché vedevano le fiamme a ridosso delle abitazioni. La situazione più complessa si è registrata a Monreale, nella zona del villaggio montano e del bosco Casaboli, dove un vasto incendio ha minacciato e danneggiato abitazioni e mandato in fumo ettari di bosco. Le fiamme hanno minacciato anche un distributore di benzina. Per il bosco di Casaboli andare in cenere e le famiglie di Pioppo e San Martino evacuate dalle proprie abitazioni fa salire una rabbia indescrivibile. Casaboli è la nostra storia, la nostra identità, è un bene di tutti e bruciare un bosco significa attentare al futuro delle nostre comunità e delle generazioni future. Un altro rogo ha interessato il comune di Borgetto lungo la strada statale di Monreale, ancora fiamme attorno a Castronovo di Sicilia, dove sono stati danneggiati anche alcuni mezzi utilizzati per spegnere gli incendi. Ieri in diverse zone di Palermo blackout elettrico, abitazioni senza luce anche per più di 20 ore. Protesta invece questa mattina dei dipendenti dell'ufficio anagrafe del comune di Palermo in Viale Lazio per gli impianti di condizionamento fuori uso. Aveva 59 anni Alessandro Marchi, il caporeparto dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, morto per un improvviso malore mentre spegneva un rogo a San Cataldo. Cordoglio del presidente Mattarella. In ospedale un secondo pompiere, Rita Cinardi. Vigili del Fuoco, buongiorno. Mentre il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta si risveglia nel giorno più difficile dopo una notte segnata dal dolore per la morte del caporeparto Alessandro Marchi, alla sala operativa continuano ad arrivare nuove richieste di intervento. Gli incendi non si fermano e neppure i Vigili del Fuoco. Marchi, 59 anni, ieri era il capoturno e avrebbe dovuto coordinare gli interventi della sala operativa, ma davanti al vasto incendio che minacciava le abitazioni incontrate a Mimiani e a San Cataldo ha deciso di raggiungere i colleghi sul campo per dare loro supporto. È lì che ha accusato il malore che gli è costato la vita. È stato colto da un malore, il nostro stesso vicecomandante che erano insieme lo ha visto accasciarsi sentendosi male e quindi ha attivato immediatamente i soccorsi chiamando il 118 per poter immediatamente prestare le cure del caso anche con gli stessi colleghi che poi erano nelle immediate vicinanze. È da ieri che non dormiamo perché piangiamo un collega e un amico. Tra l'altro un ragazzo affabile, buono di carattere e che si spendeva per i colleghi, per i propri ragazzi del proprio turno. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause della morte, resta da capire se la procura aprirà un'inchiesta. I sindacati chiedono di fare piena luce sulle condizioni di lavoro dei Vigili del Fuoco, denunciando organici insufficienti e turni ritenuti non più sostenibili durante le emergenze incendi. Alla famiglia di Alessandro Marchi e all'intero corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso vicinanza per la scomparsa del caporeparto morto mentre era impegnato nel suo servizio al paese. Prima tregua del caldo, ma solo apparente. Meno gradi, ma molta più umidità nelle zone costiere. Un po' di sollievo solo la sera nell'entroterra. E da domenica, con l'anticiclone, si torna ai 40 e oltre. Veronica Barbarino. L'estate 2026 si registra ad ora come tra le più torride degli ultimi 20 anni, ma dopo giornate caratterizzate da temperature elevate, notti difficili e un forte disagio causato dall'afa, è in atto in queste ore un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l'arrivo di aria più fresca. Le correnti settentrionali meno calde infatti stanno determinando una diminuzione delle temperature, ma allo stesso tempo anche un decisivo aumento dei tassi di umidità. Il raffreddamento dell'isola non sarà immediatamente percepito ovunque allo stesso modo. Lungo le coste il calo dei valori termici sarà accompagnato da un decisivo aumento dell'umidità, con una sensazione di caldo afoso che continuerà a farsi sentire. Nelle aree interne dell'isola invece il caldo resterà prevalentemente torrido durante le ore centrali della giornata e bisognerà attendere la sera per un po' di refrigerio. Il cambiamento più decisivo dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì. C'è un po' una brutta notizia perché questo raffrescamento che sembrava abbastanza duraturo invece sarà incrinato da un ritorno di caldo che
che avremo tra le giornate di domenica e lunedì, quando l'anticiclone riprenderà vigore, anche se per un periodo breve di 1 o 2 giorni, quindi torneremo a temperature che arriveranno di nuovo a sfiorare, forse a superare i 40 gradi. Un cambio di scenario atteso da molti, ma purtroppo destinato ad avere una durata limitata. Godiamo quindi di questa breve parentesi di respiro, prima di un nuovo ritorno al grande caldo. Un 17enne morto, altri 3 giovani feriti in un incidente stradale la notte scorsa nella frazione Triscina di Castelvetrano. Si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter è morto sul colpo, la passeggera che era con lui, una 16enne, è in codice rosso, anche il conducente della moto, un 19enne, e il suo passeggero sono ricoverati in ospedale. Operazione antimafia a Petrosino, in provincia di Trapani. 12 arresti, 16 indagati, 9 erano minorenni all'epoca dei fatti. Laura Spanò. La famiglia mafiosa di Petrosino, che aveva subito un duro colpo con l'operazione Esperia del settembre 2022, si era data da fare e con una serie di intimidazioni aveva fatto capire che niente era cambiato. Per far questo erano stati addirittura soldati dei minorenni oggi tra gli indagati. Sono 12 le misure cautelari in carcere eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. I reati ipotizzati: associazione mafiosa, estorsione, intimidazione e danneggiamenti a seguito di incendio, porto d'armi da sparo, estorsione nella gestione di un alloggio popolare e traffico di droga. L'inchiesta prende in considerazione un lasso di tempo che va dal dicembre 2022 al febbraio 2024, periodo in cui per l'accusa si è ricostruita l'operatività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra sul territorio di Petrosino e come il gruppo criminale, attraverso metodi tipicamente mafiosi, esercitasse il controllo del territorio con la forza dell'intimidazione e garantisse il sostentamento economico del sodalizio attraverso illecite attività criminali. Notificato anche l'invito a rendere interrogatorio preventivo nei confronti di altre 16 persone indagate per traffico di stupefacenti, possesso d'armi e ricettazione, con l'aggravante in alcuni casi per avere commesso il fatto in connessione ad attività mafiose. Perquisizioni personali e locali sono state emesse dalla Procura per i minori di Palermo nei confronti di 9 indagati che all'epoca dei fatti loro contestati non erano ancora maggiorenni. Catania, San Cristoforo, blitz antidroga della polizia. In manette un pusher che aveva allestito una piazza di spaccio in una casa protetta da telecamere. Marco Carli. Si erano attrezzati con un sofisticato sistema di videosorveglianza per proteggere spacciatori e clienti dall'arrivo delle forze dell'ordine, con videocamere per monitorare tutti i movimenti all'esterno. Ma nemmeno questo stratagemma ha impedito alla polizia di scoprire e smantellare una piazza di spaccio in una casa in via Juvara a Catania. Un blitz che ha portato all'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di un 38enne con diversi precedenti. Gli agenti sono entrati in azione dopo aver notato diverse persone di loro conoscenza, di norma acquirenti di droga, vicino al vecchio stabile, fatiscente e con muri pericolanti, ma con un nuovo e grosso portone di ferro. Non appena i poliziotti si sono avvicinati per entrare, un uomo ha provato a sbarrargli l'accesso, ma è stato subito bloccato. Il pusher era riuscito nel frattempo a disfarsi di svariate dosi di cocaina e hashish tramite uno scarico realizzato appositamente per ostacolarne il recupero. Ciononostante, i poliziotti sono riusciti a sequestrare 22 grammi di hashish e 22 di crack. È stato trovato anche materiale per il confezionamento della droga, insieme ad alcuni bilancini utilizzati per pesare le singole dosi. A Paragonia, vicino a Catania, la Guardia di Finanza ha sequestrato 1000 litri di gasolio agricolo rivenduti a privati in un distributore abusivo. I finanzieri sono intervenuti proprio mentre un'autobot effettuava lo scarico di una partita di gasolio che era sottoposto a regime fiscale agevolato in quanto destinato a uso agricolo. Invece il carburante veniva illecitamente venduto per rifornire le auto di privati cittadini. Sono state denunciate 3 persone. A Enna sit-in davanti al tribunale per dire no allo sconto di pena per chi ha ucciso, testuale, Giuseppe Di Dio. A manifestare familiari e amici del 16enne di Capizzi, ucciso a colpi di pistola nello scorso novembre.
Oggi si dovrà decidere in tribunale appunto sulla richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa dei 3 imputati, che sono un uomo e i suoi 2 figli. La richiesta di giudizio immediato farebbe decadere la prospettiva dell'ergastolo, aprendo la strada appunto al processo abbreviato. Il Comune di Capizzi si è costituito parte civile, 2 interrogazioni sono state presentate in Parlamento. Catania avvia il servizio di giustizia riparativa, presentato in municipio con i vertici del Tribunale e i rappresentanti degli avvocati del Foro Etneo. Pronto anche una nuova struttura a Montepo, allestita dal Comune in sinergia con il Tribunale. Luca Ciliberti. Catania aderisce al percorso di giustizia riparativa, un nuovo modello introdotto dalla riforma Cartabia che affianca il sistema di giustizia tradizionale con l'obiettivo di riparare il danno causato da un crimine attraverso il dialogo tra vittima, autore del reato e comunità con l'aiuto di un mediatore imparziale. La giustizia riparativa, laddove permette appunto il superamento del trauma e del conflitto per addivenire a un nuovo percorso di vita, significa superamento del lutto, significa superamento di quel trauma che ti ha portato a pensare che tutto quanto davanti a te sia buio e nero. E non dimentichiamo che questo è un percorso che dà risposte importanti anche in tema di criminalità, perché come è stato rilevato in tutti i paesi esteri in cui l'istituto ha avuto una qualche applicazione, c'è stata una fortissima diminuzione della recidiva. La nuova struttura, collocata nel quartiere Montepo, in via Leonardo Vigo, è stata allestita dall'amministrazione comunale in sinergia con il Ministero della Giustizia. Il centro, accessibile e servito da mediatori esperti e qualificati, si rivolge all'intero territorio del distretto. La struttura è già in funzione dal 2 luglio, operativa dal Ministero, e ovviamente nei prossimi giorni sarà attivato pienamente. Saranno appunto al centro di Montepo e gli ex servizi sociali, dove ci saranno appunto i 6 mediatori e 2 assistenti sociali, proprio perché dobbiamo accompagnare i mediatori anche in questo percorso di rieducazione e riabilitazione della pena. I mediatori sono funzionali perché preparano il programma che poi dovrà essere il centro della risoluzione del problema, quindi i mediatori saranno quelli che incontreranno le parti e che utilizzeranno tutti gli strumenti per poter risolvere la problematica che è nata dal reato che è stato commesso. A Palermo sit-in davanti alla prefettura dei lavoratori dei call center contro i sistemi di risposta automatica che sostituiscono l'operatore, con il rischio di non far arrivare mai la richiesta a un cliente di un cliente a un operatore in carne e ossa. Maglio Viola. L'intelligenza artificiale mette a rischio ben 7.000 posti di lavoro nel settore dei call center e Palermo e la Sicilia rischiano di pagare il prezzo più alto nel paese. Per questo da 10 giorni e fino al 27 luglio il settore delle telecomunicazioni è in sciopero. 2 ore di stop ad ogni fine turno per i full time, 1 per i part time, per chiedere al governo centrale di affrontare il problema. A Palermo oggi sit-in davanti alla prefettura. Noi siamo in sciopero in questo istante dal 13 di luglio al 27 luglio, tutti i lavoratori delle telecomunicazioni scioperano 1 ora a fine turno per quanto riguarda i part-time e 2 ore per quanto riguarda i full-time. Questo è un segnale importante che deve arrivare al governo. Di fatto le aziende hanno già adottato sistemi di risposta automatica che sostituiscono l'operatore del call center in molte circostanze, senza mai far arrivare la richiesta del cliente a un operatore umano. Aspettiamo che la prefettura intervenga sul governo centrale per sollecitare un tavolo di settore, perché questo tema dei call center che stanno subendo in maniera violenta l'impatto dell'intelligenza artificiale è un tema a cui non si può sottrarci di affrontare. Quindi noi pretendiamo che chi ci governa lo affronti con serietà. Un problema duplice, dicono i lavoratori: da un lato il rischio della perdita di posti di lavoro e dall'altro il rischio per gli utenti di non trovare risposta da parte di una macchina alle proprie richieste. Arte, la Valle dei Templi si trasforma in un museo a cielo aperto. Le opere di Fernando Botero dialogano con i templi di Agrigento nella mostra L'incanto del mito, un evento internazionale che porta in Sicilia 25 opere del maestro colombiano Davide Sardo. Le forme inconfondibili di Fernando Botero arrivano nella Valle dei Templi.
Tra Villa Aurea e il Parco Archeologico apre l'Incanto del mito, la grande mostra dedicata al maestro colombiano scomparso nel 2023. Esposte 25 opere tra sculture monumentali, dipinti e disegni che dialogano con la bellezza dell'antica Acragas. Un percorso che unisce arte contemporanea e classicità, trasformando il sito archeologico in uno scenario unico. È un viaggio nel segmento più umano di Botero, che racconta la fase ultima della sua esperienza terrena e che si racconta con delle opere che sono di straordinario impatto emotivo. La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'estate siciliana. Breve pausa, poi per il calcio la nuova goleada del Palermo in precampionato e ancora le ultime sul calciomercato del Catania. Vi aspetto. Calcio, il Palermo segna e si diverte in amichevole, 7 gol al Paradiso, diramato il calendario di Serie B. Rosanero che alla prima giocheranno contro la Juve Stabia, servizio di Marco Gullà. Gol, giri del motore che aumentano e affinità che cresce. Nella terza amichevole prestagionale il Palermo batte per 7-0 il Paradiso, formazione che milita nella terza serie svizzera. La gara, come da pronostico, è stata a senso unico, con la squadra di Inzaghi che si è mostrata più brillante soprattutto a livello fisico rispetto all'uscita precedente. Il Palermo la sblocca subito al primo minuto con la rete di Cassandro, il primo gol con la maglia rosanero. A stretto giro Jonsen, Gomez e Yasi trovano i 3 gol che portano il risultato sul 4-0 a fine primo tempo. Nella seconda frazione la musica non cambia e nonostante una squadra rimaneggiata i rossano smettono di trovare la via della rete. Al 59esimo Giasi trova la doppietta personale, mentre il duo di centrocampo Ranocchia-Segre porta il risultato sul 7-0. Non solo amichevoli, il Palermo ieri ha anche conosciuto il prossimo calendario di Serie B. La prima dei rosanero sarà al Barbera il 22 agosto contro la Juve Stabia. Penso che il calendario, giudicarlo in questo momento difficile, meno difficile, ogni partita dobbiamo giocarla, siamo contenti di esordire in casa, la Juve Stabia è una squadra importante, in questi ultimi anni ha fatto secondo me qualcosa di straordinario, però insomma giochiamo davanti al nostro pubblico, avremo la fortuna di fare la Coppa Italia prima di campionato, di giocare 2 volte insomma al Barbera e per noi questo deve essere un grande vantaggio. Il Palermo alla seconda giornata giocherà ad Arezzo, alla terza big match in casa contro la Sampdoria. 3 nuovi arrivi per il Catania, ufficiale il portiere Rinaldi, a breve ci saranno anche il difensore Pagliai e il giovane attaccante Torre. Dal 27 squadra in ritiro a Norcia. Marco Carli. Tristi arrivi in casa Catania. A pochi giorni dalla partenza per Norcia e in attesa di sfoltire ulteriormente l'organico, i rossazzurri definiscono il gruppo da portare nel ritiro umbro. Organico di cui farà parte Filippo Rinaldi, che giovedì ha sostenuto le visite mediche e arriva in prestito con diritto di riscatto per il Catania e contro riscatto per il Parma. Per il classe 2002, 3 stagioni in Serie C da primo portiere con Feralpi Salò, Olbia e Piacenza, oltre all'esordio col Montevarchi. Nell'ultima stagione anche una presenza in A per lui con il Parma a Napoli e una serie di parate decisive per blindare lo 0-0. Con Rinaldi e De Falco, Dini potrebbe lasciare, anche se alcune proposte arrivate non avrebbero soddisfatto il portiere. Al Catania anche Gabriele Pagliai, già in gruppo da lunedì, che lo conosce bene, che l'anno scorso ha disputato una buona stagione ad Ascoli, così come si è già aggregato Cristian Torre, l'altro arrivo in casa Catania, giovane promessa del 2007, esterno d'attacco nell'ultima stagione della primavera del Napoli. Prima ha giocato con le giovanili della Spalla, dotato di esso, tecnica e velocità. Un tris per il Catania. Ora c'è da sfoltire prima di operare altri innesti, il più vicino a lasciare Di Noia, diretto alla San Benedettese. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.